mette fretta, fa tornare alla mente gli obiettivi, pone rimedi col tempo che ormai è forse troppo poco per fallire. Due grandi realtà di questo campionato, due filosofie diverse come tesi e antitesi. Per accendere ancora di più la corsa ai playoff, quarta contro settima. Amici sportisili, buon pomeriggio e buona domenica da Federico Aldrella, sfida fra San Giorgio Piana e Parmonval. Poi Pace trova Maltese, hanno scambiato il 10 e l'11, poi la palla in verticale per Torres Martinez, spalla con Di Maria, gran sombrero di Torres Martinez che mette il palla in mezzo! Arriva puntuale Totò Maltese, ma la giocata strepitosa l'ha fatta Santiago Torres Martinez e poi lì arriva sempre Bomber Maltese per il vantaggio del San Giorgio, minuto 6, 1-0. Puntuale Pane Bianco che controlla, palla sventagliata per l'inserimento di Corso, cervello poi Pace! Chimento a dire di no, stavolta è arrivato in area il San Giorgio col cross e la palla a rimorchio. Va a battere Pace al centro dell'area, arriva Pane Bianco! Se l'è perso la difesa della Parmonval, arriva Antonio Pane Bianco per il 2-0 del San Giorgio Piana. Gran corner battuto da Pace e la difesa della Parmonval si fa beccare impreparata qui. Verticale, Corso col velo, Torres Martinez in buca, grande palla, Maltese tiene botta, calcia Maltese, intervento di Tamayo decisivo. Scalisi, rimpallo Pane Bianco ancora a fare lavoro sporco, poi Buscetta controllo che diventa un sombrero, chiama un tocco di mano, arriva Passero! La Minzi segue la palla che è uscita in calcio d'angolo, siamo dietro Filippo Chinnici, calcio d'angolo che ancora non si batte, dovrebbe anche velocizzare il San Giorgio. Alla fine va corto Pace che sta presa comoda, Corso lo scarico, Chinnici aggiusta sinistro che si impenna sulla deviazione e termina fuori, è infuriato Rappa mantenendo il quarto posto. Gran palla di Chinnici per la partenza di Pane Bianco che mette giù uno sguardo di mezzo con la rimorchio, Maltese stoppa Maltese, deviazione decisiva di Gonzalo Sanchez che di fatto evita il gol del 3-0 del San Giorgio. Ottavo adesso della ripresa. Occhio a Dulì che arriva al centro dell'area, Chinnici va a rimorchio, Pace si coordina di controbalzo. Schema che era già stato effettuato nel primo tempo e che viene effettuato spesso. A scaricare Zerbo, alla fine è Santiago Sanz che risolve questa situazione. El Amraoui, parte Caminita, Duli, intervento non falloso, arriva Pastro che mette a rimorchio per Zerbo! Gaetano Zerbo, appena entrato al quarto pallone toccato, lo trasforma in oro, la Parmonval è viva e la riapre a 20 dalla fine con Gaetano Zerbo. Pace, pallone recuperato, occhio perché c'è un po' di campo. Il 10, l'11 e il 9, Torres Martinez, dribbling e destro, Chimento e poi Maltese! Posizione regolare, doppietta di Totò Maltese nella fase in cui stava soffrendo il San Giorgio Piana, sul destro di Torres Martinez, respinto da Chimento, segna ancora Totò Maltese. Va a battere Graziani il corner, basso, la palla è buona, prova a girarla Tricoli, pallone che esce sul fondo, lancio indietro di Pace, Ignacio Torres, basta così, vince ancora il San Giorgio che arriva a 3 vittorie consecutive, battuta la Parmonval per 3-1, una Parmonval che non ha giocato bene il primo tempo ma che ha avuto il sussulto con Zerbo del 2-1 e ha reso la vita difficile al San Giorgio Piana, che poi però ha reagito alla grande e ha chiuso il conto grazie alla doppietta del solito Salvatore Maltese.